dell'accoglienza che dopo una lunga assenza all'apparire della mia presenza vi avuto aderenza e mi mostrate questa circonferenza. Io adesso mi sono alzato, sono stato influenzato, la spagnola m'ha consumata, m'ha ridotto una lice salata. E quando la febbre mi è passata, a furia di purga e chilini tostate e a di bobba canciupigliata, l'epidemia si è sviluppata dentro la casa e si è cuccata appresso a mia moglie e a mia cognata, a soro, frata, a mamma e a padre. Io mi sono visto sconfinato e ho pensato terrorizzato che si moruno appressanato, che i carri furono pretingarati, e che 10 uoi che ho passato. Oh signore mi ha beneficato perché si sono tutte sanate per l'igiene che hanno apportato e siamo state biancheggiate, arracquate e disinfettate e a capo per ci hanno appostato da citofenica e sublimate. Voi moverenno ma così armariato vi sarete immaginate che la miseria mi ha pigliato e non vi siete sbagliati, avete proprio indovinato. Io stavo a Vezzano impiegato e dal terremoto sono scampato, ma i soldi che hanno mandato per soccorrere i danneggiati e per le case sgarrupate non li abbiamo viste nemmeno pittati. Perché quelli del comitato se li sono passati l'uno con l'altro, così i soldi sono assottigliati e mano a mano sono squagliati. Perché i signori se l'hanno contati, i signori se l'hanno arruinati, i signori se l'hanno mangiato per non farci grazie alla fora pignata. E io, povero sfortunato, sono restato in mezzo al lato, cornuto e mazziato. Allora così affamato ho pensato, faccio lo soldato, che si muore postato, ma sempre dopo che ho mangiato. Ma dopo che nella camerata mi sono spogliato in presenza dell'armato, il tenente che mi ha visitato è rimasto spoetizzato e a ritta vicina nata si tenessimo sti soldati avessimo patapati tutti ammazzati. E dandomi una puttata che per poco in terra non mi ha manata ha fatto è meglio che ha vaniato. Io mi sono visto sconfinato e ho pensato terrorizzato che pure l'esercito mi ha schifato. La guerra è terminata e la censura si è levata, posso fare un improvvisato sulla gente che è speculata, che ha mangiato e che si è aggiustata a spese di quelle che se ne è andate per la grandezza dello Stato. Chi teneva sempre appicciati e cannella all'Immacolata perché la guerra fosse durata perlomeno qualche altro annato, quando la pace si è firmata ha avuto in capo una mazzata. Cominciando dallo spostato, che a fu soldato si è sollevato, se per il fronte non ci è andato, perché a furia è fanuttato, o l'idracito in coppa insalata, o caffè che si è masticato, il popolare che si è fumato, o poche zolfo che ha respirato e tutte le purghe che si è pigliata, l'hanno inabile dichiarato e missi e guardi ha ritirato. Quindi la pelle non l'ha rischiata, la moglie era sussidiata, ogni figlio sovvenzionato l'ha studiato a spese e lato. La cavetta se l'è mangiata, la cinquina se l'è pigliata, la pagnotta se l'è portata, o pare scarpa l'ha reputata, la mandella che gli hanno dato la sua signora l'attaccariata e la studia guagliuna a soldata. E mo che la classe è licenziata e la cuccagna è terminata, dalla roba conservata mano a mano si è ricacciata, o commerciante si è sparato, o fornitore è stato arrestato e qualche moglie se ne è scappata perché tornando il marito a soldato non l'avesse trovato gonfiata. Signori miei, l'avete capito, esce per la fabbrica e l'appetito. Me che hanno soldi non vi sconfiglia, siamo 15 in famiglia. Imma broca e m'assottiglia e mogliere mi consiglia, uno lascia nato piglia, ogni tanto mi fanno figlio che poco e niente mi rassomiglia. Con la signora vengono accordi, mi contento pure lo sorte. Chiamano un chiato fallimento, si merata una lira argento. Perdonate dell'insistenza se abuso della vostra benevolenza. Voi che ridete a crepapelle da sbottonarvi le bretelle, non me lo date un'unichella? Ha perduto la favella, voi mi date una cosarella, chi se mi piglia la rivoltella, mi va a finire che ci appizza la pelle. E mo che la rima sono terminato con un'inchina e una scappellata, io vi lascio la buona giornata. E per tutti i soldi che mi avete dato, che la puzzata mi risparate. Se non sbaglio mi avete chiamato per un altro poco di improvvisate e se volete io mi intrometto con la rima e la burletta, voi mi fate una colletta perché la pancia sta in difetto e se dentro niente ci mette se ne scendono cazzonette ed è una cosa assai scorretta per la gente di rimbetta. Voi nemmeno me la date niente, ma là ne me paziente.